Che cosa è successo? Che cosa si è verificato? Si è verificato un evento estremamente raro, ma che purtroppo può succedere in pianura padana e nel Veneto, cioè all'interno di un temporale particolarmente sviluppato si è creato un tornado. Voglio sottolineare che il temporale era sempre lo stesso, è partito dall'Alto Vicentino, è arrivato al mare, è durato circa 2 ore, il tornado è durato solo 5 minuti, per fortuna, ma per dire quanto complicate siano le cose in meteorologia. Ecco, lei ha detto è comunque una situazione che accade, di cui ci si rende conto quando però colpisce centri abitati. Beh, ovviamente ci sono state delle altre occasioni in cui è successo qualcosa di simile. Le faccio un esempio: c'è una scala internazionale che è fatta di 6 gradini, dallo 0 al 5, e l'unico caso in cui abbiamo raggiunto il primo gradino, cioè EF5, si è verificato, guarda caso, proprio in Veneto nel lontanissimo 1930. Questo per dire che purtroppo queste cose accadono, ma per fortuna sono estremamente rare. È vero che questo sarebbe il secondo per forza e Sì, potenza da sì, quel tempo? difatti questo è del 4° grado, quindi solo un grado sotto, quindi è assolutamente eccezionale. Sto parlando come secondo esempio di quel famoso tornado del 1970 che purtroppo causò delle vittime con un ribaltamento di un traghetto, di un vaporetto a Venezia. Adesso nei prossimi giorni si parla di una nuova perturbazione in arrivo, è vero o è un falso allarme? Perché anche su alcuni siti è comparsa la notizia di un possibile nuovo episodio violento. Possiamo dire che fino a tutto martedì sono possibili temporali solo tra la serata di domenica e la prima mattinata di lunedì. Tuttavia, riterrei estremamente improbabile che si verifichino fenomeni del tipo di cui stiamo parlando.